Siamo qui con Leonardo Dei Tos, marciatore della nazionale italiana, originario di Vittorio Veneto. Ecco Leonardo, com'è nata la passione per questo sport? Io ho cominciato fin da ragazzino a praticarla qui alla pista d'atletica di Vittorio Veneto grazie ad Angelo Ruggio, che è il mio tecnico delle giovanili, e è stato un susseguirsi di gare a livello giovanile per poi arrivare ai campionati mondiali allievi nel 2009 a Bressanone, e lì ho capito effettivamente qual era la difficoltà della disciplina, ma anche qual era proprio la sua bellezza. Una scalata che ti ha portato quindi alla nazionale italiana. Che emozione è stata vestire per la prima volta la maglia azzurra? La maglia azzurra giovanile è stata la prima volta appunto nel 2009 e quella assoluta invece nel 2015. È sempre in Coppa Europa, è sempre difficile il passaggio tra le giovanili e l'assoluto è quasi difficile ed emozionante, forse ancora di più delle giovanili. A chi si vuole avvicinare a questo sport, che cosa vuoi dire? Che è uno sport difficile come tutti gli sport di endurance, però ti insegna molto sia dal punto di vista sportivo, del fair play, ma anche tanto per la vita futura. E dal punto di vista degli allenamenti, che tipo di allenamento specifico c'è dietro? Ci sono vari tipi di allenamenti, c'è la marcia stessa, quindi su varie distanze, più brevi, più lunghe, ma di intensità variabile. C'è anche molto di complementare come il potenziamento e alle volte anche discipline diverse come il ciclismo o la corsa. Ecco, a livello proprio di obiettivi, per questo 2021 che cosa ti aspetti? L'obiettivo principale, gareggiando a metà gennaio, è quello di qualificarmi per la Coppa Europa che si svolgerà presumibilmente in Repubblica Ceca a metà maggio, e lì quella gara lì sarà la gara eventualmente di selezione per il sogno olimpico. A livello proprio di Covid adesso, la vostra categoria come se la sta passando in termini proprio di prescrizioni e disposizioni? Noi in teoria non dovremmo essere troppo colpiti in quanto siamo gare all'aperto, però chiaramente venendo da tutta Italia gli atleti non c'è una vera e propria profilassi da fare, e quindi queste gare sono spesso posticipate, si spera, in periodi in cui sarà meno pesante la situazione epidemiologica. Ecco, adesso una domanda proprio in termini tecnici. Qual è stata la gara che ricordi con più emozione? Fu una Coppa Europa nel 2011 a Olao in Portogallo, e il percorso era stupendo in riva al mare, e fu una bella gara proprio perché ci fu una battaglia, arrivai ottavo, primo degli italiani, e ci fu una bella battaglia, il gruppo abbastanza compatto fino alla fine.